stavo parlando appunto per quello che poteva essere ieri praticamente quando sono andato via, per quello che riguardava il fatto della possibilità da parte di noi detenuti praticamente di sceglierci i compagni di detenzione. Tanto è vero che, tornando in maniera che vado subito al discorso, quando io sono arrivato ad Ascoli era di prassi per me, perché io leggo, scrivo tutto di notte, quindi io andavo avanti fino alle 5, alle 6 della mattina a fare queste cose, alla mattina non scendevo al passeggio e scendevo solamente il pomeriggio. Diversamente Raffaele Cutolo, da quando è arrivato dopo di me, non so 6 mesi, quanto tempo è arrivato dopo, andava al passeggio solo alla mattina, e c'era Marco Medda che a sfottimento, a sfottere, diceva 2 galli in un pollaio non possono andare assieme, per questi vi siete divisi la situazione di dover andare uno di fianco all'altro. Volevo un'altra cosa, era una questione che io ho sentito dire dal procuratore generale quando è venuto a parlare Procida, a Procida è stato detto, cioè il procuratore generale ha detto: non faccio domande perché sarebbe facile far incorrere un dissociato a farlo diventare un pentito, in poche parole, ponendogli delle domande. Questo qui è un gesto apprezzabilissimo, a parte che sarebbe così da vedere con altri come si sono comportati in altre situazioni. Però c'è una cosa, che Procida, visto che era uno che ha detto apertamente io ero uno della NCO, questa persona avrebbe magari potuto fare, lui, visto che gli elenchi li avete fatti fare anche a quello che è stato qua ieri, nel senso che lui vi ha detto questo sì e questo no, a questo signore sarebbe potuto si poteva presentare l'organigramma di Ascoli Piceno e questo avrebbe potuto dire questo sì e questo no, e lo dico a rischio che magari mi avrebbe messo in mezzo, però dico, si poteva fare anche questo, tra l'altro. Non sono mai apprezzate certi gesti. Prego? Non sono mai apprezzate certi No, non è questione, io ho detto ho apprezzato il fatto, però in generale così. Dunque, diversamente è il fatto di appunto quel ragazzo che poi è stato qua ieri, di cui non ricordo nemmeno il nome, che gli è stato letto l'elenco di tutte le persone imputate. E poi c'è una cosa, se non sbaglio lui ha fatto... Perché c'è stato letto l'elenco dopo che lui Sì, no, per carità, non voglio dire assolutamente questo, ci mancherebbe. Mi sono reso conto che non siamo in primo grado e non c'è il giudice Sansone, quindi non c'è bisogno di... Però, dico, in ogni caso, combinazione, io da quel niente che ho potuto sentire, perché effettivamente non parlava, bisognava fargli le punture di minestrone a sto signore qui, ho sentito solo ed esclusivamente, se non sbaglio, nomi napoletani. Va bene che è un po' riduttivo perché i giornali dicevano una dozzina di nomi e quindi un'organizzazione con una dozzina di nomi sarebbe stata un po' relativa. Comunque è un fatto che ha parlato solo ed esclusivamente, non ha parlato di gente che va al di là, non so, di Gaeta, più in su di Gaeta non ha nominato nessuno. Dunque, i miei rapporti con questa pseudo-organizzazione definita NCO, io a livello personale con Cutolo penso che ormai è stato detto un po' da tutti, o distorti in una maniera o nell'altra, che io con Raffaele Cutolo effettivamente non fossi in ottimi rapporti d'amicizia. E questo qui già di per sé dovrebbe esporre a mio favore. Comunque, a parte questo, io ho avuto dei rapporti di forte amicizia, di vincoli fraterni, così li vogliamo chiamare, con un paio di persone che alla lunga poi sono state definite della NCO, appartenenti alla NCO, e sarebbero Marco Medda e Vito Pesce. Marco Medda, a parte assurdo, non è mai fatto parte della banda Vallanzasca, queste sono cose che sono state dette, scritte, banda Turatello, banda Vallanzasca, è assurdo. Però con Marco Medda mi conosco dal 68, dal 67, e ci si conosce da sempre, e in ogni carcere dove siamo stati, da allora fino ad oggi, abbiamo sempre preteso di essere messi in cella assieme, se no si faceva casino, si faceva bordello. Questo è avvenuto fino ad Ascoli eravamo in camerone assieme, io, Marco Medda e Cochis Rossano. Questo per i primi tempi, per circa 7 mesi, 8 mesi, non ricordo, io non ho la memoria di Pandico, quindi mi devo portare la roba scritta, se no non mi ricordo neanche cosa ho mangiato stamattina. E sono rimasto appunto per questo periodo. Dopodiché Marco Medda, per ragioni sue, nelle quali non voglio entrare, non mi interessa,
si è trasferito, ha detto, cioè, ha fatto diciamo delle scuse tra virgolette in cella dicendo devo andare con Raffaele Cutolo in cella con lui, e voi se vedete Marco Medda esce dal cameroncino, che lì non c'erano numeri, insomma non mi ricordo se ce ne fosse, comunque è un unico cameroncino dove ero io, è uscito dal cameroncino dove eravamo io e Cochis e è andato con Cutolo. Adesso prima di tutto questo qua è per un rapporto carcerario, uno che esce da una cella, solitamente diciamo tra vecchi detenuti, poi tra vecchi detenuti che si considerano amici, fraterni, come ci siamo sempre considerati io e Marco Medda, davanti agli occhi dell'altra gente suona male, è visto male, perché dice ma perché questi due dopo una vita che sono assieme? E quindi io non ho detto niente a Medda, però quando lui ha chiesto di andare di là, fra me e il Medda si sono un po' raffreddati, quantomeno momentaneamente, i rapporti. E quando mi ha detto ma Renato non ti vedo più bello bello, con me non ci scherzi più, ho detto guarda Marco, dico, il discorso è molto semplice, tu evidentemente, non so, mi sembri rincoglionito, dico, non ti rendi conto, tu sei uscito da una cella. Adesso a questo punto lo stupidello che vede da fuori può pensare che o io mi sia comportato male nei tuoi confronti, o io Rossano, o diversamente che noi ti sia mandati fuori di cella, insomma, e quindi in ogni caso non sta bene. Quindi questo qui è per dire quelli che potevano essere i rapporti tra me e il Medda. Nel 1976, novembre, io con la cosiddetta famigerata banda Vallanzasca, di cui faceva parte anche Vito Pesce e non Marco Medda, siamo andati da Milano a Brescia in ospedale, perché Marco Medda, queste sono cose che risultano già ad altri processi, Marco Medda, Giorgio Malavasi e Duilio Migliore erano ricoverati con una pseudoepatite virale all'ospedale in isolamento, e noi siamo partiti da Milano per andarli a prendere. C'è stata una determinazione e il Marco Medda, il Malavasi erano stati trasferiti la notte dal carcere, cioè diciamo che i carabinieri avevano avuto una soffiata e li avevano riportati immediatamente al carcere. Quando la mattina siamo andati non c'erano più. Questo avviene nel 76, con Medda mi conosco dal 68, questo per dire quelli che potevano essere i miei rapporti con il Medda, indipendentemente da Cutolo, dalla NCO e da tutte queste belle accidenti che sono venuti fuori dopo. Sì, la domanda che è stata rivolta a più riprese, se la NCO esiste o se appunto dovrebbe tornare su quello più o meno in senso lato che è stato detto ieri. Non è questione di stabilire, se io non mi sento autorizzato a dover dire esiste, però non sono nemmeno talmente ottuso da dire no, è un'invenzione della stampa, con la differenza che fatta a Vallanzasca o fatta a Andraus, che il procuratore ieri mi metteva sull'avviso di starmi attento da Andraus, c'è solamente un fatto, che magari uno di noi, probabilmente perché ne è fuori, perché con loro non ha avuto mai niente a che vedere, ci sono stati sì dei rapporti carcerari, perché io non potevo mica fare il passeggio con Voitivo o con Pertini, ma avete messo in galera, dovevo fare il passeggio con la gente che ci stava, quindi esistevano, non esistevano, questi erano i rapporti miei con il Medda. Per quello che riguarda Vito Pesce è diverso. Vito Pesce è un ragazzo che a me è venuto a prendermi, è venuto a portarmi via dal carcere, quantomeno non dal carcere, dall'ospedale, e quindi lui lo consideravano, e per me lo era effettivamente, il più bel rapinatore di Milano. È sempre stato uno che ha fatto rapini in vita sua, non ha mai fatto nessun altro reato che non fossero rapine. È venuto a liberare a me, a venirmi a prendere all'ospedale, e questo è rimasto un rapporto che siamo rimasti assieme, abbiamo avuto poi degli incidenti di percorso assieme, abbiamo preso anche gli ergastoli, o quantomeno se non gli ergastoli, i 20 anni, 30 anni di carcere assieme. Questo qui è per stabilire i miei rapporti con la NCO. Per tutti quelli che sono, a un bel momento loro hanno fatto, chiamiamolo così tra virgolette, una determinata scelta, comunque Vito Pesce non poteva più essere considerato della banda Vallanzasca, dato che c'è anche una sentenza
della Corte d'Appello di Bari che dice questo, che Vito Pesce non poteva aver aderito a una determinata cosa perché non faceva più parte della banda Vallanzasca. E per quello che riguarda Medda non c'è neanche da parlare di banda Vallanzasca, lui un bel momento ha deciso di vivere la sua vita in una certa maniera, io senza togliergli il saluto e il rispetto ho deciso di continuare a vivere la mia, che è sempre stata questa. Poi c'è anche un fatto che per me c'era io ho sentito spesso, mi è capitato di sentire Raffaele Cutolo dire magari nel passeggio, e a me personalmente è stato ripetuto, che io gli ho chiesto ma com'è, scusa Raffaele, questo fatto, che diceva chi cade e si rialza è come se non fosse mai caduto, cioè in termini più comprensibili è colui che oggi sbaglia facendo una cattivazione nei confronti, per quella che può essere la cattivazione considerata nell'ambito carcerario, quindi dall'infamità all'errore, magari comunque sempre non infame, non che uno possa essere considerato infame, ma comunque un errore, dice un domani che si riscatta, mettiamola così, dice non è da considerarsi più infame. Quindi è contrario totalmente al mio modo di vedere la vita. Per me uno che è carne, uno che è pesce, è pesce. Per me un infame rimarrà sempre infame anche se dopo dovesse diventare santo. Quindi io proprio come ideologia non potevo accomunare la mia esistenza a quella di Cutolo. In ogni caso, susseguentemente a questo fatto, io sono rimasto sia quando c'erano, tra virgolette, i cosiddetti appartenenti alla NCO o comunque alla Camorra di un lato, diciamo i rossi della Camorra, e dopo questi signori se ne sono andati via, sono stati trasferiti. Sono stati trasferiti e a loro volta sono venuti la nuova famiglia. Io sono rimasto inamovibile, perché sembrava che ero diventato un'istituzione ad Ascoli Piceno, sono rimasto inamovibile per altri 5-6 mesi quando c'erano questi della nuova famiglia. E oltretutto il primo giorno, e non so se questo perché non risulterà, perché non c'erano per lo spostamento nella medesima sezione, non avvenivano per la socialità giornaliera, non c'erano domandine, cioè bastava dire al brigadiere di servizio io stasera mangio con Tizio, io stasera mangio con Caio, propriamente per evitare la trafila delle domandine che tanto erano pro forma. Io il primo giorno, e quindi non potrà risultare perché non c'è domandina, non c'è carta scritta, però il primo giorno che sono arrivati questi signori della nuova famiglia, non c'era posto tutti in una sezione che sarebbe stata la stessa che prima era della NCO, è stata messa a disposizione di queste persone che poi sono state qualificate come nuova famiglia, quindi non so, i Vollaro e compagnia bella, insomma gli Zazza, gli Ammaturo, ecco. E Vollaro il primo giorno che è arrivato al carcere di Ascoli Piceno, dato che dall'altra parte non c'era lo spazio per tutti, è stato messo nella sezione dove ero io. E la sera che lui è arrivato alle 2 del pomeriggio, la sera alle 5 che si faceva socialità è venuto a mangiare da me. Gli ho detto, nuovo aggiunto, indipendentemente da che casacca indossi, è uno che mi sento di dovermi mettere a disposizione per fargli mangiare un piatto caldo, cosa che uno diversamente arriva da una traduzione non potrebbe fare. È venuto a mangiare con me, dopodiché io dovevo passare di là già stasera, ho evitato di passare di là perché mi sembrava male rifiutare il vostro invito, quindi dice sono venuto di qua, però dice da domani passo nell'altra sezione e sarà un po' più difficile poi che ci concedano di mangiare, perché appunto tra la sezione destra e la sezione sinistra insomma si sarebbe dovuto fare per un caso, per dire non so, il giorno di Natale potevo fare una domandina sperando che il direttore mi consentisse che uno dall'altra parte, perché era talmente amico mio, si spostasse dalla mia parte. Poi in genere è stato detto ho sentito dire il Presidente che diceva a un imputato, lei è qua per difendersi, e io mi è venuto istintivo di dire, ma io da che cosa mi devo difendere? Cioè, perché se io fossi qua per dire mi devo difendere su un omicidio, una rapina, un furto, sarebbe piuttosto semplice, avreste giustamente la pretesa di dire Vallanzasca ti do 5 minuti, ma io mi devo difendere da accuse fumose, non c'è un corpo di reato, non c'è un fatto, non c'è una testimonianza, diciamo,
esclusa quella dei pentiti, non c'è un qualcosa di concreto sul quale io posso dire qui c'ero, qui non c'ero, posso portare a testimonianza il carabiniere Tizio o l'avvocato Caio, io non lo posso fare, quindi è per questo sono costretto a dilungarmi per cercare di convincere la Corte che non c'entro niente. Quindi questo qui però penso che non vale solo per Vallanzasca, vale un po' per tutti. Cioè il fatto, l'accusa di dire sei un camorrista è come dire, non so, se io dovessi trovare un tizio e dirgli Presidente lei è un fascista, vabbè Presidente ma io ho la tessera DC, sì vabbè ma non vuol dire niente, io potrei dire al carabiniere tu sei un finocchio, come mi dimostra il contrario, che c'ha figli? Dico non lo so, sono accuse talmente vaghe che uno è difficile che si possa difendere, cioè capisce cosa intendo dire? Perfettamente, non è che Boh. ce lo siamo posto da Si vicino. parlava di Presidente, si è parlato tanto del Tribunale di primo grado, da una parte gli imputati diciamo negativi che accusavano il Tribunale di primo grado e imputati reoconfessi, pentiti, come li si vuol chiamare, che difendevano il primo grado. Adesso il discorso è questo, prima di tutto per me, e io l'ho sempre detto a questi signori qua seduti qua di dietro, che per me i maggiori responsabili di tutto il primo grado sono stati gli avvocati, perché non è ammissibile che, anche con tutto il rispetto per il Presidente Sansone, gli avvocati si facessero trattare a bacchettate sulle mani come se fossero ragazzini che rubavano la marmellata, perché così era il comportamento. Lei stia zitto perché lo dico io. E gli avvocati se ne stavano zitti. E quando qualcuno si è permesso di dire che Presidente, però sto facendo... Non si parla di questa critica. Poi avete parlato... vabbè, è normale, un avvocato non può dire che è vero, è normale. Ma nei confronti degli avvocati, nei confronti dei magistrati, quello che si è verificato Comunque, noi siamo qua per esaminare si gli parlava comunque, Presidente, dell'imparzialità, no? Se ne è parlato qui a Iosa, dell'imparzialità del Tribunale di primo grado. Bah, io non voglio starla qui a... però il discorso è un altro. C'è un dato di fatto per me che è molto importante, quello che è stato, e ho visto un po' tutti che più o meno, chi più chi meno si sono un po' lamentati, lo stravolgimento che c'è stato fatto nelle trascrizioni delle bobine di registrazione. Cioè sono state fatte cose che io dico conosco, non so, faccio il nome almeno siamo sicuri, dico conosco Astorina e invece lì appariva non conosco nessuno o viceversa, quindi dico questo qui mi rendo conto che sarebbe un lavoro improbo, però si dico può verificare sempre, si può verificare anche da noi. sì, però combinazione Presidente, dico può succedere una volta, può succedere con Vallanzasca, ma non che su 30 imputati vengano qua 28 dicono la medesima cosa, perché o sono 28 pazzi o diversamente, e questo sarebbe un lavoro improbo chiedervelo, però dico andatevi a sentire le registrazioni quando c'è una cosa macroscopica che uno dice non conosco Cutolo e invece lì risulta conosco Cutolo. Abbiate la compiacenza, andatevi a sentire perlomeno per quello che riguarda gli interrogatori fatti in aula, perché su lì c'è la propria voce, io un domani non potrò mai negare di aver parlato in un certo modo con il Presidente di questa Corte. Poi, Presidente, io ho qua un giornale, no? Che riporta, non è niente di... riporta praticamente tutte le sentenze, cioè la sentenza del primo grado, parla dei 254 imputati, 253, e delle varie assoluzioni, delle varie condanne. Cioè io ho fatto ho tratto una considerazione numerica della sentenza, che è, cioè a me ha dato, dico, ci sono stati 47 imputati campani, diciamo per campani comunque, assolti, cioè ben inteso, io con questo non intendo dire che sono camorristi queste persone assolte, ci mancherebbe, dico semplicemente che è un dato di fatto. Poi ce ne sono 26, diciamo di origine incerta, mi perdonino, nel senso che se mi si parla, c'è un paese Lizzanello, io non so questo Lizzanello se sia in Campania, se sia in Calabria, dubito che sia in Lombardia perché non lo conosco, però, quindi dico, e ce ne sono 26. Poi ci sono perché a questo punto imputati che oggi come oggi io conosco, posso dire conosco Tizio, conosco Caio perché li ho visti in aula, ci siamo dovuti sopportare, diciamo tra virgolette, a vicenda per 6 mesi del primo grado, quindi ciao Renato, ciao, quindi ci conosciamo, però tanti di questi possono essere i condannati e gli assolti. Mi hanno detto Renato, vedi cosa vuol dire la sfortuna di essere nati in campagna.
Cioè dice voi andate a soldi perché di qua non c'entrate niente, cioè non avete niente che spartire con Napoli, la sfortuna di essere campani, cioè e questo per me è anche un dato di fatto, uno deve avere pure la recriminazione sui propri natali solamente perché essendo nato a Napoli rischia la camorra. In ogni caso, poi ci sono 34 imputati, io ho messo stranieri e io mi considero tale, nel senso, stranieri nel senso che non sono di Napoli, e però quando parlo invece dei napoletani io ci includo anche quelli come, che mi viene in mente Moccia che dice 15 anni che sono a Milano, per me nonostante tutto lo considero napoletano, quindi io parlo stranieri propriamente, ce ne sono una decina effettivamente o nati all'estero o residenti all'estero, e gli altri sono me, gli Andraus, i Chitti, gli Astorina, che siamo nati al nord e considero sempre della cerchia campana anche quelli nati in Calabria, in Sicilia, cioè anche questi li considero sempre... Insomma, alla fine, poi ci sono altre 53 assoluzioni di persone, alla fine risulta a me, numeri alla mano, che la camorra non è un problema napoletano, perché ci sono 83 imputati campani condannati. Avete fatto uno studio? No, non l'ho fatto, mi sono preso la briga di andare a controllare e dico... Vabbè, d'accordo, insomma, ma paragonare le due cose mi sembra paragonare la cacca al cioccolato, mi scusi. Comunque a parte, si arriva al discorso dei pentiti, che qua praticamente in quest'Aula, oggi come oggi, diciamo, perché il Procuratore Generale dice non siete qua esclusivamente per i pentiti, senz'altro, non discuto su questo, però diciamo che sono il cardine principale di questo processo. Allora, il pentitismo, tra virgolette, diamolo pure per scontato, può essere servito per quello che può essere, tra virgolette, la delinquenza politica, comunque il terrorismo, e si è voluto trovare il toccasana anche per quello che può essere la malavita comune, con una sostanziale differenza, che bene o male un comune da un politico è diverso. Perché? Perché il politico ha messo a repentaglio la propria vita in tutti i sensi, sia di doverla perdere e sia di dover magari pagare gli ergastoli 30 anni, solamente per, giusto o sbagliato che possa essere, non me ne frega niente, per un ideale. Io ho fatto questa vita non certo per un ideale, l'ho fatto per un tornaconto, e credo che in tutta l'Aula, camorristi e non camorristi, gente che siano arrivati a rubare il panino, magari c'è anche quello che ha rubato per fame, ma in genere rubavano per comprarsi la macchina bella, quindi tutti per un tornaconto. Quindi se il politico, tra virgolette, gli si può dare credito quando fa il pentito, io potrei pentirmi solamente nella considerazione di avere un guadagno tale che mi fa perdere i miei principi, perché diversamente Vallanzasca Renato non ha di che pentirsi, perché la sua scelta l'ha fatta autonomamente, ma da maggiorenne vaccinato, l'ha fatta meditata, non è stato un colpo di testa. E poi c'è il discorso perché questi pentiti accusano a catena. Io parlo di me, non parlo di Enzo Tortora, che al limite quelli che mi accusano, il discorso è molto semplice. Dico, facciamo un esempio. Vallanzasca decide oggi di pentirsi. Se io dovessi, oggi magari è scomodo, perché oggi, diciamo, anche la legge è stata scottata un tantino da questa vena di pentitismo, però parliamo di 3 anni fa. Io mi fossi pentito, avessi chiamato il giudice che inquirente, dopo che mi arriva questo avviso di reato, o questo ordine di cattura, non mi ricordo cosa mi è arrivato, per questo procedimento parlo, avessi chiamato i giudici che, non so, Fontana, Di Pietro, insomma questi signori, e io fossi stato messo davanti a una determinata domanda, dopo che magari io mi pentivo, dopo che c'erano pentiti in altri 5, 10, Renato Vallanzasca, tu cosa? Dico, guarda, sì, sono pentito, mi dolgo, mi strappo tutti i capelli, non so cosa devo fare. Va bene, allora mi pongono delle domande. Esiste la NCO? Come non esiste? Chi è il capo riconosciuto? Il Vangelo, il Sacramento, lì? Raffaele Cutolo, e gliele racconto tutte. Mi arrivano a chiedere, Vallanzasca, lei che cosa sa di Tortora? A questo punto ci sono due che posso dire, non mi risulta niente, e allora mi verrebbe posto un'altra domanda, ma come Vallanzasca, lei non è l'ultimo dei detenuti, insomma, lei ha, diciamo, una posizione un po' particolare, quindi possibile che lei... Quindi io dico, o dico sì, e quindi accuso Tortora, o dico no, e se dico no io non sono più un test attendibile. Perché? Perché contrasto con altri 10 pentiti che prima di me hanno accusato Tortora. Cioè,
e questo senza voler fare conto della parzialità dei giudici. Io dico, se qua vengano 10 persone prima e vi dicono una cosa, arriva Valanzasca e vi dice l'esatto contrario, voi Valanzasca siete tenuti a metterlo veramente in minima considerazione.